Concorso letterario artistico. Mettiti alla prova. Hai talento? Dimostralo in una di queste categorie, edite e inedite. Poesie, racconti, narrativa, saggi, pittura, scultura, artigianato artistico, fotografia, fumetto, testi teatrali, monologhi e performance di gruppo, cortometraggi. Scegli il tuo tema. Sotto lo stesso cielo Lago Pesole. Focus su inclusione, sport e temi sociali. Sotto lo stesso cielo Melfi. Storia, Federico II e visione di modernità. Non c'è tempo da perdere. Scadenza bando. 31 maggio 2026. Premiazione, 11-12 luglio 2026. Bando completo su www.officinamediterranea.org. Info line 393 559 7118 sotto lo stesso cielo @officinamediterranea.org. Partecipa, scrivi, lascia il segno. Amici di Officina Mediterranea, ben trovati, benvenuti a tutti coloro che ci guardano, che ci seguono su Facebook, su YouTube e per coloro che ci seguiranno per forza di cose in differita. Siamo arrivati alla 166esima puntata di questo format dedicato agli autori e ai libri e abbiamo con noi l'ospite di questa sera, direttamente collegata dal Texas, Maria Teresa De Donato, che saluto subito. Benvenuta Maria Teresa. Grazie Donato, grazie Giovanna per l'invito. E benvenuta anche la nostra Giovanna De Stefano, che come al solito condurrà questa puntata. Benvenuta Giovanna. Grazie. Io prima di lasciarvi la linea, come avete visto dal video, vi ricordo che il nostro primo bando del 2026 è in scadenza, scade il 31 e ci sono tante categorie, come avete visto, quindi poesie, racconti, narrativa, saggi, pittura, scultura, artigianato artistico, fumetto, illustrazione, fotografia, performance teatrali, monologhi, testi teatrali e cortometraggi. La sezione artistica c'è una proroga fino al 10 di giugno e poi avremo la premiazione il 12 luglio 2026 alle 15:30 presso la Sala degli Stemmi, Palazzo Vescovile, Via del Duomo a Melfi. Testimonial della puntata sarà l'attore Ulderico Pesce, grandissimo attore drammaturgo che è impegnato a portare in scena temi sociali. E quindi non vi resta altro che partecipare, quindi seguite tutti i nostri bandi, potete scaricare il bando sul nostro sito www.officinamediterranea.org e prima di lasciarvi la sigla vi ricordo inoltre che, essendo noi un ente del terzo settore, se volete potete destinare il vostro 5 per 1000 a Officina Mediterranea. A voi non vi costa nulla perché comunque lo dovete fare lo stesso per prassi, per noi vale tantissimo perché grazie a questo possiamo fare questi tipi di programmi, possiamo creare questi festival e creare tante belle cose insieme per valorizzare meglio la cultura e il Sud Italia. Detto questo, io vi auguro una buona live, ma ovviamente non prima di aver lanciato la nostra sigla.
Buon pomeriggio, sono Giovanna Di Stefano e ringrazio il presidente Donato Rinaldi di Alma Culturas Libri Autori per la puntata odierna numero 166 che mi dà la possibilità di presentare sui canali Facebook e YouTube Io Amo Officina Mediterranea l'autrice Maria Teresa De Donato con il suo libro dal titolo Anelli Mancanti. Se vuoi salutare, poi inizio la tua biografia. Grazie Giovanna, grazie a te a Donato per l'invito, è sempre un piacere essere vostra ospite e un saluto dal Texas anche a tutti gli amici che ci seguiranno in diretta o in differita. Perfetto. Allora, la tua biografia. Maria Teresa De Donato ha studiato giornalismo sia in Italia sia negli USA, diplomandosi all'American College of Humanism e autrice di numerosissimi articoli e varie pubblicazioni, incluso un romanzo fiction di carattere storico-erotico intitolato Oceano di sensi del 2019. Dottoressa in salute olistica e anche una naturopata tradizionale, un omeopata e life strategist. Romana di nascita, risiede negli USA. L'autrice Maria Teresa De Donato, oltre Mancanti, ha scritto molti libri, tra cui Conquistare l'invisibile nel 2015 e Menopausa nel 2018. Leggo la sinossi e poi iniziamo con le domande. Può la vita dei nostri antenati aiutarci a capire meglio chi siamo e dove stiamo andando? L'autrice Maria Teresa De Donato crede di sì. Attraverso una dettagliata ricerca genealogica ed una profonda analisi della personalità e dei comportamenti di coloro che l'hanno preceduta, l'autrice esamina attentamente la storia e come questa ha forgiato la vita dei suoi avi ed infine della sua famiglia. Dal tempo delle invasioni barbariche ad oggi, viaggiando nel Medioevo e focalizzandosi soprattutto sui secoli XVIII e XIX, riporta in maniera accurata tutti i maggiori eventi che hanno caratterizzato l'Europa nel corso della storia, con speciale riferimento alla casa di Svevia, da cui ha origine il suo ramo paterno, le probabili origini greche del suo ramo materno e gli effetti che la prima e seconda guerra mondiale hanno avuto sulla sua famiglia, ad iniziare da sua madre e suo padre. La sua infinita gratitudine per l'amore che ha ricevuto, per le lezioni imparate, per la straordinaria ricchezza in termini di tradizioni familiari e di eredità culturale che le è stata tramandata, sono tutti fattori che contraddistinguono questo suo romanzo autobiografico insieme all'accurata descrizione di attività, eventi e di un tempo in cui milioni di persone guardano con nostalgia. Ne esce un quadro bellissimo di persone e di situazione che ripercorre tutto il Novecento italiano, paese che metropolitano, dando uno spaccato, una realtà che pochi ricordano. Questa è la prefazione di Mapa. I cognomi che ha preso in esame sono Trotta, Fuccio, Mazzone, Di Luna, Pennetti, Diede Iorio, Diede Sangro e Perrotta. Adesso iniziamo con le domande. Parlaci di te. Grazie. Come hai detto tu, io mi sono tenuta piuttosto impegnata nella vita e ho sempre amato lo studio, quindi in Italia ho studiato giornalismo, lingue straniere e turismo, però ho lavorato molti anni al Ministero della Salute. Ho avuto anche delle collaborazioni editoriali in Italia, ma la porta per intraprendere l'attività giornalistica in Italia non si è aperta. E si è aperta soltanto una volta che sono venuta negli Stati Uniti. Quindi negli Stati Uniti ho poi proseguito gli studi in giornalismo, conseguendo appunto un diploma universitario, diciamo una laurea breve
non so esattamente a che cosa corrisponda perché non ho fatto, diciamo, l'equivalenza, nel senso che non mi interessa. E poi ho intrapreso questo percorso accademico in salute olistica, conseguendo tutte e tre le lauree, per cui sono diventata dottoressa in salute olistica, quindi naturopata, omeopata, e con specializzazioni in omeopatia, naturopatia, alimentazione e principi di Ayurveda e medicina tradizionale cinese. Questo percorso di studi diciamo che mi ha dato la possibilità di andare a raffinare quelle che erano già tendenze mie naturali, e cioè una veduta olistica non solo della salute e del benessere dell'uomo, ma proprio del mondo e della vita in generale, e anche una veduta multidisciplinare. E sono una studentessa a vita, mi piace la conoscenza, amo studiare, e quindi ogni anno frequento corsi di varia natura, alcuni per il rinnovo alle iscrizioni ai rispettivi albi professionali, e altri per puro piacere di studiare. Sono curiosa intellettualmente e quindi penso di studiare fino a quando la salute me lo permetterà. Bravissima. Parlaci del libro. Dunque, questo libro nasce da un felice incontro. Più che di libro, io parlerei di un progetto che è nato nel 1999 in seguito a un felice incontro. Io già vivevo da anni qui negli Stati Uniti, e in un'occasione una mia amica americana, la cui famiglia aveva diciamo, abbracciato mio marito e me come membri della famiglia, ci invitò a partecipare appunto a una family reunion, cioè un evento cui partecipavano praticamente tutti i parenti, fratelli, sorelle, nipoti, cognati, cognate, eccetera, che venivano da altri stati degli Stati Uniti. Presente era anche una coppia di zii che era andata di recente in pensione e aveva iniziato delle ricerche genealogiche così come hobby. E loro erano appena rientrati da un viaggio in Irlanda, terra dei loro antenati. Quindi questa signora, dopo il pranzo, affascinata dal fatto che appunto noi fossimo italiani, quindi europei, eccetera, è venuta a sedersi accanto a me sul divano e ha cominciato a parlarmi e mi ha mostrato un kit che lei aveva preparato con tutta la documentazione storica e genealogica che aveva, diciamo, a cui era pervenuta. Io sono rimasta talmente affascinata da questo suo lavoro che quando sono tornata a casa ho detto: Maria Teresa, tu devi fare qualcosa di simile. All'inizio però io non l'ho concepito come un modo per scrivere e pubblicare un libro, era soltanto, diciamo, soltanto motivata dal desiderio di mettere nero su bianco, perché io poi tra l'altro sono una cartacea, io scrivo tutto a penna e poi riporto in Word, perché diciamo, il rapporto che ho con la carta e con la penna non riesco ad averlo con una tastiera e con un video e con uno screen. E per cui diciamo che questo progetto, diciamo, che è iniziato per puro, diciamo, come hobby, e quindi gli ho dedicato 20 anni per la pubblicazione, ho impiegato 20 anni proprio perché gli dedicavo i ritagli di tempo, e lo facevo, quindi non so, ci lavoravo 2 giorni, poi stavo un mese fermo, poi lavoravo una settimana, poi stavo 3 mesi fermo e così. E però non l'ho concepito mai sin dall'inizio come una semplice raccolta di dati genealogici, quindi di date e di nomi, ma ho voluto proprio fare una ricerca, un approfondimento storico. E è stato come aprire migliaia di scatole cinesi, e ho scoperto anche un lato di me stessa che non conoscevo, cioè una grande passione per la ricerca storica e genealogica. E poi sono arrivata a un punto in cui avevo collezionato talmente tante informazioni che ho detto forse non è questo progetto, forse sarebbe da tradurre in un libro, insomma, da realizzare come libro, perché è un peccato che tutte queste informazioni diciamo, vengano riposte nel cassetto, metaforicamente parlando, soltanto per mio uso e consumo. E quindi poi finalmente nel 2019 ho pubblicato quello che io definisco a tutti gli effetti un romanzo autobiografico, storico, genealogico. Benissimo. Parlaci della copertina del libro, di questa bellissima donna. Sì, questa bellissima donna è la mia mamma Michela, che purtroppo è venuta a mancare nel 99,
e mia madre, a cui ho voluto appunto dedicare la copertina del libro. Questa copertina raffigura all'età di 20 anni circa. Mamma era nata a Paolisi, in provincia di Benevento, e a 17 anni, quindi diciamo ancora minorenne, aveva preso il suo motorino si era trasferita a Roma perché il paese le stava stretto, per così dire, e lei era una donna piuttosto ambiziosa, insomma voleva farsi strada, voleva trovare un lavoro migliore, eccetera. E ha fatto vari lavori, come per esempio, non so, ha lavorato come fotografa per i Bimbi Belli di Roma, che era una società, poi ha lavorato in un istituto di bellezza, e invece in questo periodo ha lavorato come guardarobiera per una casa principesca, c'erano varie persone che lavoravano in questa casa, c'era la governante, c'era il maggiordomo, l'autista, c'era una ragazza che aveva la sua età e che lavorava, faceva le pulizie, e mamma invece si occupava del guardaroba. E allora queste hanno fatto amicizia, lei e quest'altra ragazza della sua età, e un giorno chiesero al principe ci permette di indossare qualche abito e di fare qualche fotografia così per ricordo, e lui le ha volute accontentare, ha detto va bene, fatelo, purché poi rimettiate tutto quanto perfetto, in ordine, eccetera, come era. Insomma, quindi lei si fece fare, insomma, così come l'altra amica, alcune fotografie, e io appunto l'ho immortalata come copertina di questo mio libro. Bellissimo. Adesso leggo una pagina e poi iniziamo le domande. Allora, leggo una pagina di tuo padre Vincenzo. All'età di 12 anni, durante gli anni trascorsi in Liguria, in cui mio padre andava spesso in bicicletta lungo tutta la riviera, in un'occasione fu sorpreso dai pesanti bombardamenti aerei a tappeto degli alleati anglo-americani contro le forze armate tedesche che avevano occupato la regione. Essendo stato colto di sprovvista mentre attraversava una zona di campagna, mio padre si rifugiò sotto un albero dove si nascose insieme alla sua bicicletta per non essere visto dai piloti. Non sapremo mai se i piloti inglesi o americani, pur avendolo visto ed essendosi resi conto della sua giovane età, abbiano voluto risparmiarlo o se proprio non lo videro. Resta il fatto che, malgrado l'intensità dei parlamenti ebbero luogo nei successivi 10-15 minuti, gli unici che sopravvissero a questi eventi furono proprio l'albero, Vincenzo e la sua bicicletta. Sapendo quanto mio padre amasse andare in bicicletta e coscienti dei pesanti bombardamenti che avevano appena avuto luogo, appena questi ultimi cessarono, i familiari andarono a cercare tutto, sperando e pregando che non gli fosse successo nulla e che avesse trovato un luogo in cui nascondersi. Dopo ore di ricerca ritrovarono mio padre in stato di shock, abbracciato al tronco dell'albero, mentre si inghiozzava disperatamente. L'intera area era stata completamente rasa al suolo. Questa esperienza la perseguitò tutta la sua vita, rendendo un incubo alla famiglia perché nascondeva questo trauma con gli alcolici. Quando hai iniziato a scrivere? Ho iniziato a scrivere, parli in generale? Ho iniziato a scrivere in generale. Io ho imparato a leggere e a scrivere sin da bambina, da quando frequentavo l'asilo, perché vengo da una famiglia che ha sempre attribuito grande importanza alla cultura, quindi i miei insomma ci hanno tenuto a farci studiare, eccetera. Frequentando le elementari, nella scuola elementare appunto che ho frequentato, veniva pubblicato periodicamente un giornalino che si intitolava In Cammino, dove venivano, diciamo, pubblicati i migliori temi, venivano scelti a seconda delle classi i migliori temi e venivano pubblicati regolarmente. E quindi ho cominciato da lì, e un anno appunto mi sembra proprio in quarta elementare furono pubblicati sullo stesso numero 3 dei miei temi. Quindi insomma il tutto diciamo che è partito da lì. Poi venendo negli Stati Uniti ho iniziato con le poesie e poi ho proseguito con
con articoli e collaborazioni giornalistiche con varie testate americane, europee, italiane, e molte collaborazioni continuano a tutt'oggi. E la prima pubblicazione è stata la dissertation, cioè la tesi del dottorato di ricerca, che però ho lasciato nella sola versione inglese, e da lì diciamo che poi ho proseguito con una pubblicazione di saggi e romanzi, raccolte di racconti e quant'altro. Benissimo. Quali sono i generi letterari che ami? Io leggo un po' di tutto, quelli che leggo un po' meno sono thriller, mystery, crimi, polizieschi, eccetera, per il semplice motivo che preferisco guardarmi i film, perché ho la tendenza a perdermi nella lettura di questi generi. Però leggo anche questi quando capitano, soprattutto diciamo se me lo chiedono amici, autori con cui ho instaurato insomma un ottimo rapporto, eccetera, per fare la recensione, allora li leggo. Perfetto. Quando hai deciso di scrivere questo libro? Hai detto 20 anni fa, 20 anni prima? Sì, avevo iniziato appunto nel 99, io l'ho pubblicato nel 2019. E inizialmente, ripeto, non stavo lavorando a questo progetto con l'idea di pubblicare un libro, avevo iniziato per hobby. Poi però siccome sin dall'inizio io non ho concepito questo lavoro soltanto come una mera raccolta di dati, quindi di date, di nomi, eccetera, perché per quanto fosse importante questo aspetto, non lo reputavo di primaria importanza, cioè io volevo fare proprio una ricostruzione storica. Quindi che cosa è successo? Che attraverso questi approfondimenti poi storici e genealogici, io mi sono ritrovata con un tale volume di informazioni che mi sono detta è un peccato che tutto questo lavoro che ho fatto venga fatto, rimanga diciamo soltanto per il mio uso e consumo. Penso che potrebbe interessare un vasto pubblico di lettori, e quindi poi mi sono messa all'opera e alla fine l'ho pubblicato nel 2019, perché ho accettato il fatto, io ho la tendenza al perfezionismo, ma poi ho accettato il fatto che non fosse possibile inserire in un romanzo, comunque in un libro, tutte le informazioni che io avevo trovato. E sono stata anche fortunata perché diciamo, parlando fluentemente varie lingue straniere, ho potuto contattare molte biblioteche sparse in Europa, e sono entrata in contatto sia con cittadini privati sia con bibliotecari, e diciamo che su 100 tra privati e biblioteche che ho contattato, diciamo che il 95-96% mi ha aiutato, mi ha risposto, e uno di questi è stato proprio il dottor Edmondo Marra, che al tempo con cui diciamo è nata un'amicizia oramai ultra ventennale, anche se non ci siamo mai incontrati personalmente, il quale al tempo era stato sindaco di Volturare Arpina, provincia di Avellino, che è la terra dei miei antenati pennetti del ramo paterno-materno. Era stato sindaco ed era al tempo anche medico, e lui però ha sempre coltivato il mondo la passione per la genealogia e la storia, e motivato anche dal fatto che dopo il terremoto dell'Irpinia nell'80 molti documenti sono andati persi. Lui ha fatto la ricostruzione storica e genealogica di tutte le famiglie di Volturare Arpina, quindi mi ha messo a disposizione un patrimonio per cui io ne sarò sempre infinitamente grata. Bellissimo, bellissimo. Quale messaggio vuoi trasmettere ai lettori col tuo scritto? Dunque, fondamentalmente due messaggi. Il primo è che vorrei, come fino ad ora è stato concepito, vorrei che questo libro non venisse concepito come il libro di Maria Teresa e della sua famiglia e quindi dei suoi avi, ma venisse concepito come il libro nostro, di noi italiani, della nostra storia e anche di noi europei. E proprio perché, diciamo, a prescindere dai titoli accademici, dal ceto sociale, dall'estrazione appunto sociale e quant'altro, noi tutti, e quindi anche tutti i nostri avi, avremo contribuito poi alla formazione di un quadro storico. E questo diciamo è il primo messaggio che voglio, e che insomma penso di aver
inviato, diciamo, al pubblico di lettori. Un secondo è che attraverso quest'opera di ricerca genealogica, ma anche e soprattutto storica, io personalmente sono approdata alla conclusione che il nostro DNA contenga un patrimonio molto più vasto di quello che ci è stato detto, di quello che sembrerebbe essere fino ad ora. Un patrimonio che non abbraccia soltanto, diciamo, caratteristiche fisiche o legate alla personalità, ma anche di tendenze, di passioni, di inclinazioni, di talenti, eccetera. Dico questo proprio perché più ho fatto ricerche e più sono approdata ad antenati che hanno coltivato determinati interessi che sto coltivando diciamo da tanti anni anche io, e quindi ho detto qui ci deve essere un filo conduttore che probabilmente è proprio insito nel nostro DNA. Insomma, questi sono, diciamo, i due principali aspetti. Perfetto. A che pubblico è rivolto? A tutte? Io penso che sono convinta che questo libro sia rivolto a tutti. Io inizialmente, quando, diciamo, sono passata dall'idea di lavorare al progetto per hobby alla creazione invece proprio di un romanzo, di un libro da pubblicare, mi ero posta alcune domande, e una domanda era questa. Mi chiedevo come mai, cioè da cosa è motivata questa tua grande passione improvvisa per questa ricerca storica e genealogica delle tue radici, dei tuoi avi, eccetera. Siccome vivevo già da anni negli Stati Uniti, me era sorto il dubbio che la motivazione potesse dipendere dal fatto che magari abbracciando la cultura straniera, in questo caso quella americana, io forse sentissi a livello di subconscio come se stessi perdendo, diciamo, la presa sulle mie radici italiane, quindi mediterranee. E la risposta mi è arrivata attraverso una mia amica di infanzia. Noi siamo cresciute a 100 metri di distanza, quindi siamo cresciute nello stesso quartiere, quindi abbiamo frequentato lo stesso asilo, la stessa scuola media, elementare e quant'altro, la quale ha comprato il libro, lo ha letto, mi ha contattata e mi ha detto: guarda, mi sono innamorata di questo libro, mi ha ispirato tantissimo, ti ringrazio di averlo scritto perché, mi ha detto, mi ha fatto ritrovare me stessa, perché in questi ultimi 30 anni mi erano venuti a mancare tutti i punti di riferimento. Quindi ho capito che questa esigenza di riscoprire e comunque rivalutare le proprie radici non è soltanto un aspetto che riguarda Maria Teresa. Io sono una baby boomer, quindi sono nata all'inizio degli anni 60, ma è proprio un'esigenza generazionale, perché in questi ultimi 30 anni, forse anche 40 direi io, c'è stato, secondo me, voluto a tavolino, studiato a tavolino, un grande impoverimento a livello culturale sotto tutti i fronti. E quindi, insomma, mi ha fatto piacere, ecco, che lei arrivasse a questa conclusione. Bene. Progetti futuri? Dunque ne ho tanti di varia natura e spero, cioè sto lavorando, spero entro la fine dell'anno di realizzare le edizioni inglese e tedesca di un libro che ho appena pubblicato, che è uscito circa 15 giorni fa, Il Tirolo nel cuore. Bene, bene. E dove troviamo il tuo libro? Questo mio libro, così come tutte le mie pubblicazioni, dunque io l'ho realizzato nelle edizioni italiana e anche inglese, per chi avesse interesse, anche col titolo di Missing Puzzles in inglese, nelle edizioni cartacea, Kindle e Kindle illimitata, e può essere acquistato su Amazon, su tutta la rete di distribuzione Amazon, quindi su tutti gli online store e anche nelle librerie. Perfetto. Adesso se gentilmente Rinaldi ci dà le domande, vedi che sono arrivate. Cosa l'ha spinta? Allora, Donato Rinaldi ci chiede: cosa l'ha spinta concretamente a iniziare una ricerca così lunga sulle sue radici familiari? È nata da un evento preciso o da un bisogno interiore?
È nato da tutte e due. Io sin da bambina, diciamo, sono cresciuta in questa famiglia in cui, soprattutto in occasione delle feste, delle festività, quando c'erano parenti, a Natale, a Pasqua, eccetera, e eravamo tutti seduti a tavola, allora venivano fuori storie di nonni, bisnonni, trisavoli, eccetera. Ero affascinata. Per me erano soltanto storie, però. Poi però, grazie a questo incontro appunto che io ho avuto con questa signora a casa di questa mia amica, appunto che è la zia di questa mia amica, nel 99, io sono rimasta talmente affascinata da questo suo lavoro che ho detto io devo fare qualcosa del genere, devo, anche perché mi ponevo anche questa domanda, e cioè passando gli anni, col passare degli anni, poi sarò in grado di ricordare tutti questi dettagli? E quindi è meglio che metta nero su bianco, per così dire. Quindi diciamo che è nato da un bisogno interiore, ma anche da una serie, diciamo, di circostanze, ecco. Per non dimenticare. Per non dimenticare, esatto, esatto. Anch'io ho fatto una cosa simile. Allora, Troito Valentina ti chiede, durante la ricerca hai mai trovato qualcosa che ha messo in discussione quello che credeva di sapere sulla sua famiglia? Dunque, più che mettere in discussione, ho avuto un'ulteriore conferma del fatto che noi siamo non soltanto frutto, diciamo, di personalità, di scelte di vita, eccetera, ma anche e soprattutto frutto del momento storico in cui viviamo. E questo fatto, diciamo, che è stato evidenziato dalla vita di mio nonno Vittorio, che è stato un colonnello, e anche se c'era già tutta la documentazione pronta per nominarlo generale, lui ha preferito andare in pensione, diciamo, si era stancato, era stato deluso. Mio nonno era, diciamo, nato e si era formato in ambiente, diciamo, monarchico, era un monarchico. Poi naturalmente con l'avvento del fascismo, eccetera, insomma, si è trovato coinvolto anche in questo discorso. E io appunto ho pensato come nel suo caso da un giorno all'altro, non solo lui come militare e quindi anche tutti i militari, ma anche, diciamo, tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, da un giorno all'altro sono passati dall'essere dipendenti di una monarchia comunque costituzionale a servire, diciamo, un governo fascista. E quindi, diciamo, questo appunto ha rinforzato quella che era già una mia convinzione. Tiziana Gentile ti chiede, allora, buonasera dalla Toscana. Nel libro emerge un forte legame tra storia personale e grandi eventi storici. C'è stato un momento in cui queste due dimensioni si sono scontrate più di altre? Più che scontrate si sono incontrate, nel senso che io, per quanto mi riguarda, io vengo da una famiglia della media borghesia, per quanto riguarda mio padre e mia madre. Io ho avuto genitori che hanno lavorato tutta la vita praticamente, però venivano da due estrazioni sociali diverse. Mio padre era un nobile decaduto, quindi veniva dall'aristocrazia, mentre mamma veniva da una famiglia molto umile, in quanto il padre era un umile sarto che lavorava a casa. E quindi io anche i racconti, per esempio, della seconda guerra mondiale, perché loro erano nati, mio padre nel 30, mamma nel 33, quindi la prima guerra mondiale, diciamo, loro personalmente non l'avevano vissuta, ma avevano vissuto la seconda guerra mondiale e l'epoca del fascismo. E quindi io, sia della seconda guerra mondiale, ad esempio, sia del fascismo, ho avuto i racconti di due esperienze diametralmente opposte. Perché mio padre, sin dall'infanzia, da quando è nato in una famiglia benestante, e anche durante la guerra è vissuto nel benessere. Mia madre, durante la guerra, ha fatto veramente la fame. E come tu hai letto appunto in uno degli stralci che ti ho mandato, mia madre diceva sempre: la fame che ho visto io non la dovranno mai vedere i miei figli. Vero, vero. Allora, Concetta Romano ti chiede, allora, un abbraccio da Palermo, questa è siciliana come me. Quanto è stato difficile distinguere tra documenti storici, memoria orale e interpretazione personale nella costruzione del racconto? Allora, non è stato particolarmente difficile, perché io sono partita dallo scrivere i miei ricordi. Quindi la storia di mia madre, la storia di mio padre, dei nonni, le tradizioni familiari, eccetera, eccetera. E poi
diciamo, sono partita e sono andata, ho cominciato ad andare a ritroso, e man mano che andavo a ritroso approfondivo, diciamo, il quadro storico. Quindi poi alla fine si è trattato di tutti, di migliaia di pezzi di puzzle che alla fine sono stati ricongiunti e hanno formato, diciamo, un quadro completo. Non ho visto scontri, ma semmai, diciamo, armonia, un qualcosa che calzava perfettamente nel momento storico ed era stato raccontato così come era stato vissuto. Perfetto. Aldo Suriano ti chiede: se dovesse scegliere un anello mancante che l'ha colpito di più emotivamente, quale sarebbe e perché? Penso che parlerei del mio bisnonno materno, cioè il padre della mia nonna paterna. Lui è stato Vincenzo Pennetti, lui è stato, era avvocato di diritto internazionale, ha avuto la cattedra di diritto internazionale all'Università Federico II di Napoli, ma era anche giornalista, tra l'altro amico intimo di Gabriele D'Annunzio. Ed era amante appunto della storia, e io sono venuta per caso, proprio perché poi diciamo, mia sorella, parlando con un'amica, raccontando che io stavo lavorando a questo, diciamo, a questo romanzo, eccetera, e questa amica lavorava nel settore bibliotecario e fece delle ricerche e disse a mia sorella, dice, ma lo sai che tuo bisnonno era un pezzo grosso, ha pubblicato tanti libri, eccetera, e quindi sono risalita all'elenco di tutti i libri suoi che ha pubblicato all'indirizzo giuridico e storico. Insomma, penso che questo sia stato, diciamo, questa è una cosa che mi ha toccato, ecco, perché io tanti dettagli non li sapevo, anche perché io a Voltura Erpina sinceramente non sono mai andata, quindi quella è anche un sogno nel cassetto, e prima o poi un viaggio a Volturara lo farò. Bellissimo. Allora, Gabri Gaio ti chiede: credi in qualcosa o non credi? E se credi, che tipo di cultura hai? Credi allora, io essendo una curiosa intellettualmente e interessandomi di tante discipline, ho un passato esoterico, religioso e spirituale. Ho una mia fede personale, un mio rapporto con quello che possiamo concepire come Dio, la mente suprema dell'universo, la coscienza suprema, o Allah, Geova, Yahweh Adonai, chiamiamolo e diamogli il nome che più ci aggrada. Secondo me ci stiamo riferendo alla stessa cosa o comunque alla stessa entità. Quindi sono una persona, mi reputo una persona con una forte spiritualità, non mi reputo una persona religiosa, nel senso che non mi riconosco, nel senso che non frequento nessuna chiesa, però sono una persona che ha una forte fede, e questo credo di averlo ereditato dalla mia nonna napoletana, dalla mamma di mia mamma, nonna Rosa, che era una persona molto religiosa. Lei era cattolica apostolica romana, io non lo sono, però questa fede, questo sentimento, diciamo, legato alla spiritualità, eccetera, sicuramente l'ho ereditato da lei. Perfetto. Ascolta, tu hai scritto anche dei mormoni, ma come hai fatto a rivolgerti? Spiegaci questa curiosità. Un libro sui mormoni? No, tu hai scritto nel tuo libro che ti sei rivolta anche ai mormoni. Dunque, in America la Chiesa degli Adventisti del settimo giorno, praticamente, i santi degli ultimi giorni, e quindi i mormoni, che si trovano in Utah, nello stato dello Utah, e loro sono specializzati nella ricerca genealogica, perché per convinzioni loro personali loro ritengono che dopo la morte si riuniranno con tutti i parenti, e quindi diciamo che dedicano in un certo senso la vita alla ricerca anche genealogica dei loro parenti, dei loro avi, e fanno delle cose interessantissime. Quindi diciamo sono veramente, soprattutto per chi risiede in America, e per chi diciamo, e per chi è interessato, a chi si è trasferito da altri continenti poi in America per risalire, diciamo, alle proprie origini,
sono sicuramente una fonte non solo attendibile, ma assolutamente da consultare. Ma per consultare se bisogna pagare, come per curiosità, perché anch'io sono a No, 1700. tanti servizi sono gratuiti. Io personalmente non li ho contattati perché non mi interessava il lato, diciamo, americano, ero interessata al lato, diciamo, europeo. Loro hanno addirittura dei microfilm e tante cose sono persino online, quindi se tu vai online, sono in inglese però, quindi diciamo che devi fare la ricerca in inglese. Tanti documenti sono messi proprio online, però uno li può contattare, può chiedere, diciamo, può dire che cosa sta cercando, eccetera, e loro sicuramente aiutano, o perché hanno già queste informazioni, oppure perché magari riescono a mettere la persona sulla giusta, diciamo, strada, ecco. Bene, bene. No, perché io ho i miei avi, ma i miei sono, mentre i tuoi erano di una certa cultura, i miei erano dal punto di vista, costruivano chiese barocche. Allora, ha scritto Dario Genovese, ti chiede, dopo aver chiuso questo lavoro, si è sentita di aver trovato davvero una risposta sulla sua identità? Oppure è rimasta aperta qualche nuova domanda? No, nuove domande non sono rimaste aperte. Spero di pubblicare un secondo libro, ma forse sarà tra qualche anno perché ho troppa carne al fuoco adesso, perché comunque ho raccolto altre testimonianze, altre informazioni genealogiche e quindi insomma mi piacerebbe ecco, crearne un secondo volume, però diciamo le risposte che mi ero posta le ho trovate, le domande che mi ero posta hanno trovato la loro risposta. Ecco. Bellissimo. No, io sono rimasta al 1750, ma io sono andata indietro con gli archivi pubblici, con gli archivi, con l'archivio storico, perché i miei nonni erano storici, erano, essendo costruttori di chiese barocche, c'erano tutti i contratti che facevano. E poi dall'Ottocento indietro sono andata nelle chiese ti danno dei registri grandissimi, anche lì, e volevo andare più indietro per vedere se ancora facevano, ma sicuramente perché sai che andavano da padre a figlio. Ho un'altra domanda. Gabri Gaio. Non mi piace Gabriele D'Annunzio, povero. Prese in giro Maria Sofia, grande donna. Che ci possiamo fare? Gabri è fortissimo, Gabri. E quindi dicevo, affascinata di questa cosa qui dei miei nonni, perché mi avevano raccontato gli zii dei miei avi, però a un certo punto dici, ma sarà vero? E allora sono andata come te a curiosare, dico, vediamo se è vero. Effettivamente avevano ragione, perché i miei avi... Allora, che ha scritto? Trovavo interessante anche quello, niente, Gabriel, così. No, comunque è un argomento molto, molto interessante secondo me, vero? Assolutamente, Eh? assolutamente. Questo è bellissimo. Dai, dai, continua ancora a farlo. No, ma poi guarda che scrivi molto dettagliatamente, fai entrare nella Ringrazio. scena di quello che succede. Questo è bellissimo, ti senti dentro. Eh? Allora, se arrivano altre domande, poi puoi rispondere tranquillamente dopo. Ci ha fatto molto piacere averti sentito, averti ascoltato. Speriamo di rivederti, di riuscire a presentarti per un altro libro. Assolutamente, volentieri, volentieri. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, quelli che ci ascolteranno. Assolutamente. E, Grazie di e nuovo per ti- l'invito a te, a Donato e anche a tutti coloro diciamo, che hanno permesso la realizzazione di questo evento. E abbraccio voi tutti e anche tutti gli amici che ringrazio, anche tutti gli amici che hanno posto le domande, quelli che ne porranno altre su Facebook o altrove. E un abbraccio a voi tutti dal Texas. Alla prossima. E noi ti salutiamo dall'Italia. Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao.